Qui siamo nella palestra dedicata alla lotta greco-romana. Qui invece ci troviamo nella palestra di judo. Adesso siamo all'interno della nostra sala fitness, desolatamente vuoto. Torniamo a parlare di palestre, purtroppo le ultime a riaprire. Il 26 aprile hanno riaperto gli sport di contatto, il 15 maggio riapriranno le piscine, 1 giugno per le palestre. Purtroppo dopo un anno tremendo. Parlare di riaperture per chi gestisce palestre ed impianti sportivi al chiuso suona oggi come una beffa. Le strutture sono rimaste aperte solo per i pochissimi atleti agonisti, mentre sulle società gravano tuttora tutte le spese fisse. Ci sono 3 aspetti che non sono stati minimamente tenuti in considerazione dai nostri governi. 1. La sedentarietà forzata della popolazione. 2. Il fermo forzato ad un ambiente salubre come la palestra, in particolare la piscina. 3. Costi fissi ormai insostenibili senza un adeguato indennizzo. Si sperava di riuscire a riaprire almeno dal mese di maggio, ma invece stiamo parlando già del mese di giugno. Poca gente entrerà in palestra. Come consigliere regionale ho depositato una mozione perché il governo si attivi fattivamente per aiutare questo importante settore, utilissimo per la prevenzione e la socializzazione dei nostri figli. Al di là dell'attività agonistica, il rammarico è il fatto di non aver potuto dare per più di 15 mesi lo spazio ai ragazzi soprattutto che invece di venire qui a imparare una disciplina e comunque stare in un ambiente sano, purtroppo sono rimasti abbandonati e fuori.